Due cittadini cinesi di 30 e 41 anni sono stati arrestati per una serie di rapine e furti in appartamento compiuti tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Gorizia. In questo modo si è chiuso il cerchio sulla complessa attività di indagine finalizzata a smantellare una banda di cittadini cinesi dediti a reati contro il patrimonio. Le indagini avevano permesso di arrestare, già nell'agosto del 2018, altre 6 persone, sempre di nazionalità cinese. Le 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP di Venezia, sono state eseguite a Torino e a Gorizia. Alla coppia di cinesi vengono contestate 3 rapine in appartamento, tra cui una a San Pier di Sonzo in provincia di Gorizia e una a Mestre, e 8 furti ai danni di connazionali. Nel dettaglio, le 2 persone arrestate, secondo l'accusa, hanno avuto un ruolo di primo piano nel contesto di una rapina effettuata in un'affittacamere di Mestre, dove erano alloggiati numerosi cittadini cinesi, tra cui proprio i basisti della banda già arrestati nell'agosto dello scorso anno. Gli indagati, nel corso dei loro raid criminali, usavano armi da fuoco e da taglio, coltelli a lama lunga, accette e macete, e non esitavano a usare violenza sulle vittime, che venivano imbavagliate e legate con fascette di plastica. L'indagine si è rivelata particolarmente complessa in considerazione della ritrosia delle vittime a denunciare alle forze dell'ordine le rapine e i furti subiti, nel timore di subire ulteriori gravi ritorsioni.